La decisione di partire con queste conversazioni di geopolitica non è nata oggi, ma è da molto tempo che ci stiamo pensando. In effetti, contemporaneamente alla nascita del CESMAR c'è anche la nascita del Limes Club Città della Vittoria, che è rimasto in tutto questo tempo dormiente, ma vivo e non, diciamo, non dimenticato, insomma. Quindi l'occasione di aprirci a un'attività sul territorio si è sviluppata da un dialogo avuto con il Comune, che si è dimostrato estremamente ricettivo e disponibile a venirci incontro, e quindi da lì è partito il tutto e nel breve tempo abbiamo costruito queste conversazioni. Naturalmente prima di indicare i temi principali di questa triplice giornata dedicata alla geopolitica, ci tengo a ringraziare Banca Prealpi San Biagio e Noi per Noi, perché sono i grandi sostenitori di questa iniziativa, e questo è assolutamente essenziale, perché senza di loro non saremmo riusciti a fare quanto stiamo portando avanti. I tre temi sono molto particolari, uno di estrema attualità, quindi il voto statunitense e l'impatto sulle varie crisi internazionali, ma anche sull'Europa. A parlare verrà il dottor Gaiani, che è il direttore responsabile di Analisi Difesa, uno dei migliori siti diciamo di attualità geopolitica, insomma, quindi estremamente seria, una rivista seria e molto autorevole. Il secondo evento sarà relativo all'Armenia. Uno potrebbe pensare che questo incontro sull'Armenia sia meno importante, ma per una serie di elementi che poi verranno spiegati in questa giornata, l'area del Caucaso e del Centro Asia, con la guerra in Ucraina, ha assunto un ruolo assolutamente fondamentale per i rifornimenti di petrolio e di gas per l'Europa. Quindi tutto passa di là, e quindi ci sono tutta una serie di azioni che si sono verificate, tra cui anche una guerra abbastanza dimenticata in Europa, ma estremamente sensibile per chi vive nell'area, e questo problema continua, e a parlarci sarà il professor Baykar Sivazlian, che è il presidente del Consiglio dell'Unione degli Armeni d'Italia. Da ultimo tratteremo il problema del vicino Oriente, quindi sono tre aree di crisi, perché nel primo caso parleremo con Gaiani anche dell'Ucraina, quindi sarà uno dei temi che tratteremo il 15 novembre. Nell'ultimo caso invece parleremo del vicino Oriente, però da una prospettiva abbastanza originale, cioè non andando a parlare della Palestina dal luogo, perché è un argomento molto sensibile che diciamo non sempre si può affrontare in maniera serena, per cui lo faremo da una visione esterna, dalla penisola arabica, anche perché possiamo giocare così sulla competenza dell'ambasciatore Mario Boffo, che è stato a lungo nei paesi sia in Arabia Saudita che nello Yemen, e quindi conosce perfettamente le problematiche legate a questi paesi. Ma soprattutto per noi, per il nostro paese, è fondamentale mantenere viva e aperta la via marittima che passa dal Mar Rosso, e ripeto, non solo per l'Italia, ma per esempio anche per l'Egitto, che ha avuto delle perdite enormi a causa dei problemi del Mar Rosso, a causa degli Houthi, che hanno creato una serie di ostacoli alla libera navigazione. E questo, per esempio, per quanto riguarda noi vittoriesi, è anche una cosa molto simpatica, perché a bordo del Duilio, che è la prima nave che è andata nel Mar Rosso, e della prima nave che ha sparato contro i droni e i missili lanciati, c'erano ben 3 ufficiali di Vittorio Veneto. Nessuno lo sa, ma è una cosa che in qualche modo potrebbe anche rendere orgogliosi tutti quanti i nostri concittadini. Quindi questo è un elemento importante, non va dimenticato
questo ruolo del Mar Rosso, del Golfo Persico, che sono assolutamente, o Golfo Arabico, come qualcuno dice, che sono fondamentali per la nostra sopravvivenza, e quindi guardare al vicino Oriente in un'ottica arabica assolutamente molto originale e assolutamente importante.